Buongiorno l'Italia, secondo giorno che non fumo. Vediamo di continuare così anche se ti dà nervoso, ti dà veramente nervoso sta roba, vabbè, insomma. Però occhio, cosa è successo oggi. Allora, come molti sanno, io all'inizio avevo preso un materasso fino, no? Ho pagato anche una barca di soldi, che era questo qui, per recuperare spazio in mansarda, no? Perché sennò diventava, insomma, un po', non dico claustrofobica la situazione, però insomma un po' triste, no? Niente da fare, mal di schiena, mi sentivo battere sotto, ho dovuto prendere un altro pezzo di gomma piuma, dimensioni, cos'è, 1,20 m per non mi ricordo quanto, 1,80 m mi pare, pagato 70 euro, gomma piuma quella dura. Adesso sì, è tutta un'altra cosa, in più, vedi, così alto vado sopra il livello della libreria, che sai che anche lì avevo detto cazzo ho sbagliato un po' le dimensioni, no? La tocco con i piedi, e quindi qui essendoci i cuscini il piede va tranquillamente in qua, quindi ho spazio assoluto, 2,20 m di lunghezza, insomma, ecco, non è che siamo stretti, io so anche tappo. E quindi così, e adesso rimetto le sue lenzuoline che avevo smontato il tutto. Te CP sei un po' scombussolato da questi cambiamenti? Eh? Sì, perché è caduta anche la cosa, è perché è caduta questa, digli, è caduta la lampada, e quindi noi siamo scombussolati per questo. Guarda che faccia scombussolata che hai, con quelle orecchiette scombussolate. Senti? Lo so che è sbagliato fare video di sera, mi ero dato io un fermo, ho detto non devo farlo più, perché è brutto, cioè io mi metto nei tuoi panni, di qualsiasi cosa io voglia parlare questa sera, anche se sto parlando solo di dettagli tecnici, no? Dei vlog, ma è brutto che io su YouTube mi guardo una persona che è completamente al buio, perché al buio puoi anche starci, ma se hai un bel effetto di luce, no? Però niente, dovevo dirti due o tre cose. La prima è che appunto non si fanno ste riprese. La seconda, senti la pioggia. E la pioggia, se tu noti, molte persone che stanno in camper parlano spesso della pioggia, e viene a chiedersi anche come mai. Ho provato un po' a notare, effettivamente io qui da solo, praticamente veramente da solo, dentro una scatolina, sotto la pioggia, con i mega lampi che venivano giù, sai che prima c'erano tutti i tuoni, boh 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 boh, ti senti ancora più, non voglio dire libero, ma senti quello che stai facendo come un'avventura, ancora più avventura, no? Un po' come dire quando vai in tenda, e quando vai in tenda magari dentro a un bosco, cioè capito, sei sempre in tenda, ma il fatto che tu cambi un qualcosa dell'andare in tenda ti fa sembrare il tutto, no? Ok, beh sì, dai. No, a parte gli scherzi, è così, è così. Poi questa sera sono stato tanto al computer e al telefono con il tu Valerio, perché stiamo provando a risistemare il sito delle puntine del mondo. Io gli ho detto a lui fin da subito, ho detto, guarda, non è per portare sfiga, ma secondo me a pelle, per il tipo di backup che è stato fatto a quel sito, secondo me non ce la si fa. E lui un po' si è impuntato, ha detto no, ce la si deve fare, era diventata una questione di principio. Ok, lo so, però vabbè, insomma adesso si sta continuando a vedere il tutto. Lui, beh, posso anche dirlo, tanto non dico nomi e cognomi, dico Valerio, lui sarà un futuro full timer, ma a breve, cioè proprio a giorni, no, capisci? Quindi, e mentre diciamo si copiavano dei file eccetera, gli ho dato anche qualche dritta, o più che altro qualche informazione sulla corrente, perché lui sì full timer come me, ma come me appunto lavorerà col computer, perché là effettivamente, ragazzo, io a volte è una cosa che tralascio sempre quando parlo di consumi, è che vivere in camper, in termini di consumi energetici, è niente, ma è il fatto che io, Singano, ho un computer che è anche un po' ciuccia, perché è un i7, voglio dire, come processore, cioè beve come un motore, no? Un motore 16 valvole, 200 cavalli, eccetera, uguale l'i7, no? Quindi ciuccia, assorbe corrente, no? Poi lo metto in modalità turbo perché faccio grafica, video, eccetera eccetera. Poi c'è il suo monitor da 24, i suoi hard disk esterni, la batteria del drone da caricare che è molto grande,
le batterie dello stabilizzatore, della fotocamera, della GoPro, cioè capirai che molto probabilmente, anzi sicuramente, ti dico veramente sicuramente, tutti i miei giocattoli, computer, drone, eccetera eccetera, consumano un bel po' di più degli, passami il termine, elettrodomestici necessari per vivere, ossia la luce, la pompa dell'acqua e quelle cosine lì, insomma, della parte abitativa del camper, della cellula. Quindi quando io dico sempre stare attenti a non far cazzate, a mettere piastre induzione, friga compressore, eccetera eccetera, sì, perché io ho una situazione un po' delicata, nel senso che consumo tantissimo nella parte giocattoli. Quindi molti tu dalle vecchie puntate hanno visto cosa c'ho sotto io qua, insomma non è cosa da poco, insomma. Ecco, adesso dai, almeno con la luce così, ma colori freddissimi, però porta pazienza, so che è brutto da vedere, però d'altronde il vlog volevo farlo adesso, anche perché non avrei potuto fare altrimenti per spiegarti questa cosa, perché ho bisogno che i pannelli non carichino, no? Perché stavamo parlando con Valerio, no? Valerio, è da ore che io e te siamo qua col computer che lavoriamo, facciamo come lampada sopra, cazzo anche lo stabilizzatore, e uso il coso a mano, che triste, vabbè comunque, come lampada sopra io ce l'avevo, guarda, fermo, a 1, ok, quindi è una luce sì che vedi, però è un po' deboletta, fiacchetta. Così invece è a 2. Comunque quando stavo facendo con lui era a 1, avevamo il computer, nient'altro, ok? Le batterie inizialmente erano cariche del tutto, quasi del tutto, insomma erano a 13,3, 13,2, 13,4, una roba del genere, comunque sopra il 13. Adesso guarda, adesso vedi si scende, si è a 12,4, 12,4, 12,3. Però dico sempre attenzione che non sono reali, perché spegniamo un attimo l'inverter, ok, in modo che non mi consumi più, spegniamo un attimo le luci, quindi io adesso non ho più assorbimenti di corrente, quindi diciamo che dopo un tot di ore fermi, ovviamente non col motore acceso, aspetta che te do, se no te ciappisono, ecco, la batteria realmente è a 12,6, vedi, insomma dopo da 12,6 arrivare a 12,2 ce ne mette veramente tanto. Io non sono mai arrivato a 12,2, il massimo è stato 12,4, 12,3, però insomma si ha sempre paura, perché dici, sai, quando fai andare, aspetta che riattacco l'inverter, la batteria o sotto il 12, cioè lo puoi fare una volta, due, e dopo le butti via le batterie, no? Quindi insomma, beh, io comunque adesso appena cioè, lo senti tutto, cioè senti quasi le pareti vibrare, cioè capito qual è il bello di sti cazzo di temporali. Vabbè, stavo dicendo, adesso sono forzatamente fermo qui perché sono sotto un wifi molto potente, perché stiamo caricando in FTP tantissimi dati, no? Parte del backup del sito delle puntine del mondo. Quando avrò finito mi sposterò, andrò a Sant'Anna di Piave perché ho per l'ennesima volta il dentista, e dopodiché andrò da Claudio, che è uno dei tu che era presente al raduno delle puntine, e lui fa aspetta che sei quasi una bestemmia per me sta roba, riallineatore vertebrale. Praticamente io ho dei problemi qua dietro la schiena, no? Che te l'ho già detto più una volta, che avevo preso paura, pensavo fossero dolori intercostali eccetera, no? E lui con una cosa che spiegherà poi in questo video ti rimette a nuovo in un minuto. Adesso io farò la cavia e gli girerò anche il video, anche insomma, perché siccome è sempre molto gentile ci tengo per varie cose. Allora, primo, per far conoscere a te queste nuove cose; secondo, perché a me piace far video, quindi documentare un po' tutto in generale, cioè proprio creare dei video informativi, ok? Sembra la stessa cosa del primo punto che ti ho detto, ma non è proprio così. E il terzo ed ultimo punto è un po' anche comunque per ringraziare Claudio, per fargli un po' di pubblicità, insomma qualsiasi cosa lui faccia, perché mi rimette a nuovo a schiena gratis come minimo, cioè qua che andavo avanti a Cerotti e Voltaren o Voltadol, come chi si chiama, non so. Vabbè, qua sta ancora quanto siamo?
e non siamo neanche a metà, ma secondo me fra 2-3 ore ha finito e andiamo fuori alle balle. Sì, vabbè, no, aspetta, perché ti ho fatto l'elenco delle cose, no? Ma in realtà mi vedi che sono anche un po' più pimpante, ok? Un po' tra virgolette imbarazzato nel parlare, nello sguardo, eccetera, perché quando non faccio video per un tot, o meglio, vlog per un tot, ossia quando mi siedo a parlarti direttamente, provo una sorta di imbarazzo, diciamo, non sono più così tanto spontaneo, cioè la spontaneità sì, ma dopo un po', insomma, vado un po' così, no? Però mi vedi molto più carico, quindi cosa è successo? È da 2 o 3 giorni che non fumo. Prima, per fortuna ero anche al telefono con Valerio, mi è venuto il secondo proprio attacco da crisi di astinenza, praticamente ti viene proprio un nervoso, meno dell'altra volta che ho ceduto, ok, ho preso a pugno una padella, l'ho anche storta tutta e poi sono andato a comprarmi il tabacco. Stavolta no, stavolta non ho preso a pugno niente e in più, come si dice, non ho ricomprato il tabacco. Addirittura la cicca elettronica, furbamente, l'ho lasciata apposta dalla casa dell'Alessia, così ho detto per sicurezza, quindi è lontana, sta là, che non si sa mai, perché alla fine la cicca elettronica è un po' come il fumo una volta ogni tanto e poi ricadi, quindi staccare tutto è molto dura, molto molto dura, è molto, è molto fastidioso veramente, perché è un po' un rinunciare a un qualcosa che ti dà piacere, per quello è fastidioso, no? Come a me adesso piace andare via in camper, fare sta vita qua e devo rinunciarci per, che cazzo ne so, per qualsiasi motivo, ovvio che mi viene il nervoso, no? Perché ero abituato a ste robe belle e quindi mi viene il nervoso, cioè mi togli un'abitudine per di più molto bella, cioè mi incazzo, hai capito? È stessa roba il tabacco. Contemporaneamente però non ho più tutti quei miei svarioni, io avevo proprio i giramenti di testa, soprattutto orario cena. Adesso zero assolutamente, ho corso un casino in bici, ho impennato, disastro del tutto. Mi sento con molta più voglia di fare, di questo te l'avevo già accennato in passato, e la voglia di fare ha fatto sì che io chiamassi Valerio, che lo posponevo da tipo un mese, cioè ho detto, dopo che uno si offre anche molto gentilmente di darmi una mano, a insegnarmi delle cose e aiutarmi a ripristinare il sito delle puntine, io anche posponevo, perché vabbè che c'è stata l'influenza, c'è stato questo, c'è stato quello, però insomma, ragazzo. E quindi quello, dopodiché quando diciamo ho ste cariche dovute dal non fumare, ho iniziato a sistemare tutte quelle cosine tipo il sottopanca del camper, a farmi un po' il cambio degli armadi tra virgolette, nel senso prendere le scatole e la roba estiva, metterle sopra e quelle invernali metterle sotto, il giubbotto invernale l'ho messo sotto nella panca sotto il CP e tutte quelle cose lì. Soprattutto dopo ho cambiato anche il materasso, che è stata un'impresa, no? Quello in gomma a piuma, anche perché faceva grip, no? E adesso vediamo come sarà questa notte, perché non so se i problemi che ho avuto dalla schiena sono nati effettivamente dal merda di materasso che io avevo, che era troppo fino, no? E adesso vedremo. Certo è altissimo in confronto a prima, però non si tromberà più in mansarda, si tromberà da qualche altra parte. Se a qualche tu potesse interessare, no, sempre questo discorso dello smettere di fumare, ma soprattutto ciò che ti interessa di più è quello che sto vivendo io in questo momento, ossia la parte iniziale, quella parte che è proprio in mezzo alle balle tra il piacevole fumare e lo stressantissimo non fumare più. Cioè, innanzitutto per ingannarti dicono di mangiare caramelle, quelle cose lì, è vero, sì, funziona, per carità, stare attenti a lavarsi i denti, se no ti becchi tante di quelle carie in compenso al fatto di aver smesso di fumare, che metà fa basta. Certo, se uno non ha, secondo me, una vita un po' diciamo movimentata nel punto di vista, no, fisico, cioè che si fa i giri in bicicletta, che fa un po' di palestra, fa un po' la trombatina con l'amorosa, che ne so io, veramente rischi di ingrassare di brutto. Cioè io adesso non è che ho fame, ho bisogno di stimoli.
stimoli intesi non come stimoli cose belle da fare, cioè no, tipo, non so, prendere e andare a fare delle foto, no, perché anche quelli sono stimoli, no, stimoli intesi come impulsi elettrici che ti arrivano al cervello. E queste scarichette, queste coccoline, diciamo, fisiche, illusorie, senza, che ti arrivano al cervello, te le dà senz'altro la sigaretta, che cazzo, la sigaretta, o anche il caffè, o se no te le danno certi, li chiamano i junk food, il cibo spazzatura, te lo può dare la Coca-Cola, le caramelle, certi tipi di patatine, no? Quando hanno quel gusto proprio che tu inizi a impastare con la saliva e senti tipo una botta che ti arriva in testa, no? C'è una botta di gusto, di informazioni, no? È quello che ti manca, è quello, quindi niente, mi sono fatto la scorta e se mi vedi più grande, cioè, tornerò a utilizzare la GoPro che ha il sensore in widescreen.